Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Cori in provincia di Latina. Il comune dalle origini antichissime si trova a 384 metri sul livello del mare e conta 10.400 abitanti circa. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Cori! Iniziamo il nostro itinerario a Cori con il sindaco e qui siamo all'interno di un chiostro storico e sono tante le cose da vedere a Cori. Allora, ci presenti la città di Cori? Buongiorno a voi, grazie. La città di Cori. Cori è una città fortemente a vocazione agricola, turistica, ricca di storia, di tradizioni, caratterizzata da un bellissimo centro storico prettamente medievale, ma al cui interno si possono notare manifestazioni ancora più antiche, dall'età pre-romana a quella romana, per poi giungere anche a quella rinascimentale. Incontriamo dei monumenti storici, simbolici della nostra città, dal Tempio d'Ercole al Tempio dei Dioscuri, alla Cappella dell'Annunziata, alla Chiesa di Sant'Oliva, a questo magnifico posto che è il chiostro di Sant'Oliva, che ogni volta che ci entro mi trasmette sempre una sensazione nuova, ma soprattutto di bellezza. E Cori, come le dicevo, è un paese fortemente a vocazione agricola, un territorio ben mantenuto, tutelato, capace di produrre prodotti di assoluta eccellenza. Cori credo che oggi sia nella provincia sicuramente, ma anche in Regione Lazio, una delle città capaci di produrre dei vini di assoluta eccellenza. Ma oltre al vino c'è l'olio derivante dall'itrana, così come altri prodotti tipici che testimoniano la nostra antica tradizione come il prosciutto cotto al vino. E qui poi ci leghiamo a quello che identifica e caratterizza la nostra città e che sono, diciamo, le manifestazioni culturali. E da qui ci possiamo spostare in un altro luogo, in un'altra parte meravigliosa della nostra città e del nostro territorio. E mi riferisco al lago di Giulianello, dichiarato monumento naturale dalla Regione Lazio nel 2007. E qui all'interno del museo abbiamo una copia importante. All'interno del nostro museo abbiamo la copia della Minerva. L'originale si trova nel Campidoglio, quindi all'entrata del Comune di Roma. La storia ci racconta che Cori donò o ha venduto la Minerva alla città di Roma, quindi un altro, diciamo, simbolo di questo territorio e di questa città e di cui siamo assolutamente orgogliosi. Un altro dei simboli sono le mura. Le mura poligonali testimoniano l'antichità della nostra città e un grande artista, un grande incisore a livello nazionale e internazionale nel tardo del Settecento giunse a Cori e rimase colpito da tanta bellezza e da tanta imponenza. Ovviamente mi sto riferendo a Giovan Battista Piranesi, che nelle sue incisioni riportò proprio le nostre bellezze e tra le quali le nostre mura poligonali. Diciamo che la caratteristica è che abbiamo una Cori alta e una Cori bassa. Nella Cori alta abbiamo il Tempio di Ercole e nella Cori bassa il Tempio dei Dioscuri. Esattamente. La Cori Bassa è la Cori più ricca da un punto di vista storico, archeologico. È nella Cori Bassa che c'era il foro, quindi il centro delle attività commerciali, professionali. Su a Corimonte, appunto nell'acropoli della città, c'era questa ovviamente struttura magnifica rappresentata appunto dal Tempio di Ercole. Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito a venire a Cori? Chiaramente sì, quindi invito tutti i telespettatori a venire nella nostra bellissima città, a visitarla, a degustare le nostre pietanze tipiche, a degustare il nostro buon vino
e soprattutto anche un'occasione per incontrare tradizioni come quella degli sbandieratori di Cori, che sono gli ambasciatori della città nel mondo. Grazie Sindaco, e adesso andiamo a scoprire la comunità cristiana di Cori. E con gioia incontriamo Don Romano Pietro Santi, che è il vicario parrocchiale di Cori, e qui ci troviamo all'interno della chiesa di San Pietro e Paolo. Questa è una chiesa più recente, ma qui c'era una delle chiese più antiche di Cori. Sì. Questa chiesa risale agli anni 50, perché quella precedente, che portava il titolo di San Pietro e Paolo, fu distrutta al bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale, il 30 gennaio del 1944, nel quale morì il parroco di allora e un'ottantina di persone che erano andate a messa quel giorno. Qui, nei secoli passati, c'è stata l'abbazia di Santa Maria della Trinità. Come altre presenze religiose sono state e ci sono tuttora. C'è la presenza dei padri trinitari al Santuario della Madonna del Soccorso, che è sostanzialmente la vera patrona del paese di Cori, la festa veramente sentita la seconda domenica di maggio. Nei secoli passati ci sono stati gli agostiniani, dal coro che avete visto anche a Sant'Oliva. Ci sono stati fino al 2014 francescani, la chiesa di San Francesco. Diciamo che qui a Cori c'è una comunità cristiana di lunghissima data. Cori è un paese molto antico che compete con Roma in antichità, anzi si vanta di essere più vecchio di Roma. Concretamente la divisione, lo sviluppo del paese, lo sviluppo anche logistico del paese ha portato a una moltiplicazione di chiese. Tuttora abbiamo 2 chiese parrocchiali, questa qui San Pietro e Paolo nella parte alta, Corimonte come dicono i coresi, e giù la parte bassa, Corivalle, dedicata invece a Santa Maria della Pietà. Abbiamo anche il San Salvatore lì vicino, San no? Salvatore, sì, c'è una chiesa dedicata al San Salvatore che si sta finendo di restaurare in questo periodo, che ospita da diversi anni, da una ventina d'anni. Prima ha ospitato proprio di persona padre Paolo Dall'Oglio, il padre gesuita di cui non abbiamo più notizie da 10 anni. E adesso c'è la sua comunità religiosa dei monaci di Marmusa. Nei secoli passati ci sono state tante altre chiese di cui potete vedere i resti oggi. Per esempio c'è una chiesa dedicata alla Madonna del Pianto, a cui ci andava spesso San Tommaso da Cori. Che è il santo principe di Cori. Tommaso da Cori Cori ha l'onore di aver dato i Natali a Francesco Antonio Placidi, così si chiamava al secolo, diventato frate francescano, nato nel 1655 e morto nel 1729, che è stato l'apostolo del Sublacense, così viene ricordato. Qui abbiamo ancora, vicino alla nostra chiesa, una chiesa dedicata a lui perché è unita proprio fisicamente alla sua di famiglia. La devozione più forte è per la Madonna del Soccorso. Siamo appena a ridosso di aver celebrato il 500°, il 4 maggio del 1521, una bambina sui 4 anni, giù di lì, di Cori, che si chiamava Oliva Iannese, si disperse sul monte della Ginestra, il monte che è qui sopra il paese. Quando il giorno appresso la ritrovarono, sana e salva, lei disse di essere stata nutrita e protetta da una signora. Poco tempo dopo fu ritrovata un affresco che dipinge appunto la Madonna, e quello ha fornito la base della devozione poi alla Madonna del Soccorso. Pian piano si sono costruite edicole, poi sempre più chiese ben strutturate, poi potrete vedere il santuario. In conclusione, qual è il messaggio del vicario parrocchiale? Ma certo, interpretando anche i sentimenti del mio parroco, del nostro parroco, Don Giampaolo Bigioni, potremmo lanciare questo messaggio a Cori. È vero che è così importante l'identità locale di un paese piccolo che ha il suo orgoglio e la sua storia sicuramente molto rispettabile, però è altrettanto vero che i nostri santi, dalla Madonna in giù, insomma, ci insegnano ad aprirci al progetto di Dio, che è universale, che vale per tutti. Quindi noi ci dovremmo sentire più impegnati come comunità cristiana ad essere più aperti fra di noi e aperti
verso il mondo. Grazie a Don Romano e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Cori. E una delle eccellenze di Cori è senz'altro la cooperativa Cincinnato e andiamo a scoprirla con il presidente della cooperativa, Nazareno Milita. Prima di presentare i piatti, allora presentiamo la vostra cooperativa. Buongiorno, sono Nazareno Milita, sono il presidente della Cincinnato. È una cooperativa nata nel 1947, si chiama Cincinnato in virtù del console Romano Cincinnato che si ritirò in campagna e pare che si ritirò proprio da queste parti. Quindi questi agricoltori si misero insieme per fare raccolta, trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti agricoli di Cori. E qui abbiamo un casale storico circondato dai vigneti. Sì, abbiamo vigneti di vitigni autoctoni che sono il Nerobuono e il Bellone, che la Cincinnato ha recuperato e valorizzato nel corso degli anni e negli ultimi anni si è investito nella diversificazione, quindi oltre a fare attività primaria vera e propria si fa anche ospitalità, degustazione, abbinamento vino-cibo ed esperienza nell'ambito rurale. Ci sono 105 aziende, 105 famiglie che vivono di questa attività e quindi insieme interessiamo l'intera collettività, sia gli agricoltori veri e propri, sia le persone che comunque lavorano con noi e collaborano con noi. E su questo tavolo abbiamo la bontà del territorio. Io inizierei dai piatti che ci ha preparato lo chef. Ha preparato piatti della tradizione che sono un mezzo pacchero, guanciale e pecorino, quindi un classico della tradizione locale. Poi abbiamo delle fettuccine fatte con i galletti e poi abbiamo un baccalà, che baccalà non è di Cori sicuramente, ma nell'entroterra dei territori il baccalà è il pesce che veniva conservato sotto sale e quindi qui è abbinato a erbe spontanee che è il finocchietto e l'oliva itrana che è una nostra eccellenza. E un altro piatto antico è il prosciutto cotto, no? Prosciutto cotto al vino, sì, è una tradizione corese, è un prodotto tipico tradizionale, viene messo a bagnomaria e cotto insieme a delle erbe e delle spezie, quindi ne esce un prodotto veramente artigianale, difficile anche da riprodurre per grandi numeri, molto speziato, molto profumato, che si accompagna bene sicuramente ai fichi che noi abbiamo qui in presenza e a tante pietanze nostre. E poi abbiamo anche lo zafferano. È una piccola produzione di zafferano nel comune di Cori, ci sono diverse aziende che fanno zafferano, soprattutto nella parte collinare alta. Qui abbiamo un'altura 800 metri, 900 metri, abbiamo l'influenza del mare con le ventilazioni, quindi si presta bene, abbiamo delle aziende che hanno da diversi anni lavorato lo zafferano. Poi abbiamo anche tanti pascoli e quindi Sì. qui... Pascoli ce ne sono, abbiamo la ricotta di pecora, abbiamo diversi pastori che ancora pascolano sulle nostre colline e ad oggi è anche una risorsa. Vedo anche le coppiette. Maiale essiccato all'aria, come dicevo prima, Cori è asciutto perché ha l'influenza del mare, però è lontano e è all'altura delle colline, quindi l'aria fresca consente l'essiccazione naturale all'aria del maiale. E questo salume qui? Quello è un salume utilizzando il nostro vino Nerobuono. E non poteva mancare il pane, perché so che Cori ha una tradizione riguardo il pane e tutti gli altri prodotti dolciari, no? Il pane di Cori è un pane storicamente conosciuto, lo facciamo ormai in diverse versioni, siamo differenziati non solo la pagnotta classica come si faceva, ma abbiamo anche pani e panicelle, sempre cotte a legna. Poi ciambelline. Ciambellina al vino e bastoncini mandorlati. È un'altra tradizione del paese di Cori, li abbiniamo al nostro vino dolce negli abbinamenti che facciamo vino-cibo. Poi vedo una ciambella particolare lì. Un prodotto speciale lo chiamo io, è una ciambella dolce ma molto poco dolce, soffice, friabile, si chiama ciambella scottolata, da trovare quasi esclusivamente a Cori. Vedo le olive, quindi anche l'olio qui è un prodotto eccellente. Sì, le olive abbiamo l'oliva itrana che è la nostra oliva di riferimento, ma dall'itrana si ottiene anche un grandissimo olio che è una delle eccellenze internazionali, se non mondiali, cioè è difficile trovare un olio di qualità pari all'oliva itrana. Qui abbiamo anche una bottaia e qui poi ci sono tutte le vostre etichette. Sì, i vini è sicuramente il nostro forte, facciamo una cantina, affiniamo in bottaia sia il Nerobuono che una piccola parte di vino Bellone e facciamo del nostro Bellone il metodo classico. Grazie a Nazareno Milita e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Cori. E con il presidente dell'associazione Prologo andiamo a scoprire un altro gioiello
di Cori, la Cappella della Santissima Annunziata. Questo è veramente un luogo da visitare e dove voi poi organizzate anche varie manifestazioni. Allora, questo sì è uno dei gioielli della nostra città, è la Cappella della Santissima Annunziata, che è sotto la tutela del Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Lazio. È un monumento dell'inizio 1400, per l'esattezza fu commissionata dal 1411 dal cardinale Pedro Fernández de Frias, che arrivava dalla regione di Burgos in Spagna. Era il periodo dello scisma all'interno della Chiesa, c'era appunto la nuova Chiesa di Roma e c'era la Chiesa che si era trasferita ad Avignone. In questo caso il nostro De Frias diventa vicepapa e viene a fare questa cappella qui a Cori, quasi come una sorta di divisione di territorio tra Basso Lazio e il Regno di Napoli e la zona di Roma. Abbiamo il Vecchio e il Nuovo Testamento. Sì, è rappresentato il Vecchio e il Nuovo Testamento, la parte alta praticamente è stata dipinta in circa 40 anni. La parte alta rappresenta tutto il Vecchio Testamento, mentre la parte bassa rappresenta il Nuovo Testamento. Le figure principali sono l'Annunciazione, come potete vedere, questo bellissimo affresco dell'Annunciazione, poi abbiamo la Natività e l'Adorazione dei Magi, mentre nella parte bassa della cappella, quindi di fronte all'altare, c'è il Giudizio Universale. Lei è presidente anche di altre associazioni e vediamo un po' le manifestazioni più importanti. Allora, Cori ha fatto scuola sotto l'aspetto delle tradizioni popolari. Noi abbiamo una manifestazione la più importante della città, che è il Carosello Storico dei Rioni di Cori, è una rappresentazione in costume del XVI secolo che si svolge a Cori 2 volte l'anno, per l'esattezza l'ultima domenica di giugno e l'ultimo sabato di luglio. Da qui muovono gli sbandieratori, perché nascono proprio all'interno del carosello, sbandieratori che poi sono andati un po' in tutto il mondo e hanno portato appunto il patrimonio della città di Cori e l'arte della bandiera in tutto il mondo. E qui abbiamo addirittura 3 gruppi, no? Sì, 3 gruppi. Come dicevo, che hanno praticamente invaso il mondo, hanno partecipato ad importanti festival del folklore e qui a Cori è nato un importante festival mondiale del folklore, il Lazium Festival, dove arrivano ogni anno, a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto, gruppi da tutti i continenti. E voi organizzate anche una manifestazione poi che è direzionata verso il Rinascimento. Sì, allora io sono il fondatore di una compagnia rinascimentale, Tres Lusores si chiama, dove praticamente andiamo a rappresentare le musiche e le danze di Fabrizio Caroso da Sermoneta. Sermoneta non è molto lontano da qui, stiamo a 10 km praticamente, e il Caroso ha lasciato dei trattati del Cinquecento. Noi abbiamo ripreso da questi trattati, anche grazie alla già docente di storia della danza Claudia Celi dell'Accademia Nazionale di Danza, abbiamo ricostruito queste danze e quest'anno la compagnia festeggia i 25 anni. Grazie al presidente della Proloco Tommaso Ducci e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Cori. E adesso andiamo a scoprire una delle eccellenze non soltanto di Cori ma dell'Italia, l'azienda vitivinicola Marco Carpineti, e lo facciamo con Paolo Carpineti e lei continua la tradizione. Benvenuti. La tradizione è qualcosa che si ha anche nel sangue, quindi la mia famiglia appartiene al mondo agricolo, alla viticoltura da tante generazioni. L'ho sempre un po' vissuto anche dai nonni, dal racconto dei miei genitori, dai racconti, ma anche dal vissuto in campagna, i valori della tradizione. Tradizione che deve coniugarsi con innovazione e quindi il proseguo anche dell'azienda, no? Le nuove generazioni sono coloro che devono apportare qualcosa di nuovo, qualcosa che possa rendere l'azienda un qualcosa sempre interessante e che possa stare al passo con i tempi. E qui abbiamo proprio la vigna madre.
Sì, qui siamo nella nostra cantina in tenuta Capolemole, dove i miei nonni avevano i primi piccoli pezzamenti di terra e dove mio padre, fine anni 80 e inizi anni 90, iniziò andando a recuperare le antiche varietà della zona, varietà bacca bianca come il bellone e varietà bacca nera come il nero buono di Cori, poi adottando metodi di agricoltura biologica. Nel nostro caso soprattutto significa rispettare l'ambiente, rispettare le falde acquifere, rispettare colui che poi ingerisce i nostri prodotti e quindi il consumatore. Ho visto vari settori e qui siamo nel settore del cotto, diciamo, no? Terracotta. Che cosa accade qui? Qui io dico sempre non ci siamo inventati nulla, perché fin dall'antica Roma si utilizzava la terracotta per mantenere le derrate alimentari e anche per mantenere ed affinare il vino. E quindi siamo tornati a utilizzarla per le nostre varietà Bellone e Nero Buono di Cori, con un vino che si chiama Nzu. A proposito di Cori, Nzu significa insieme. Con questo termine vogliamo un po' unire il passato, le metodologie, gli approcci di un'agricoltura del passato, però con un qualcosa che inevitabilmente è moderna, è un qualcosa che guarda al futuro. E non manca il metodo classico. E non manca il metodo classico. Siamo stati i primi a fare il metodo classico da varietà autoctone. Non esisteva un metodo classico fatto da uva Nero Buono, da uva Bellone, e ora rappresenta un tassello importante della nostra azienda, del nostro portafoglio prodotti. È conosciuto non solo nel Lazio, ma è apprezzato in tutta Italia e inizia ad essere conosciuto anche all'estero. In azienda c'è anche sua sorella e so che poi voi legate delle manifestazioni anche al centro storico. Sì, abbiamo il nostro progetto che si chiama Carpinetti Experience, quindi è la possibilità di vivere l'azienda, di fare degustazioni, ma con una connessione anche con il territorio. E quindi c'è la bici, il cavallo, la passeggiata nel centro storico, il volo dell'angelo, qui abbiamo i giardini di ninfa, perché fare un vino non è solo produrlo, ma è anche raccontare ciò che c'è intorno. E concludiamo la nostra passeggiata a Cori con il direttore dell'agenzia di Cori della BCC di Roma. Intanto grazie per averci invitato qui a Cori, abbiamo visto delle cose meravigliose e quindi la prima domanda è senz'altro questa, la vostra importanza sul territorio, perché so che fate tanto per questo territorio. È proprio vero, intanto benvenuti a Cori e insomma, fa piacere la vostra presenza, perché comunque è veramente importante far conoscere un borgo così bello a tutti coloro che ancora magari non hanno avuto l'occasione. Ha detto benissimo, la nostra è una banca di territorio, una banca sociale, una banca che svolge un ruolo, cresce e chiaramente è in simbiosi col territorio. Pertanto ogni opportunità che il territorio chiaramente crea ha l'obbligo, l'istituto, insomma il credito cooperativo, di essere presenti e essere attenta ad ogni esigenza. E chiaramente anche e soprattutto per valorizzare quello che il territorio offre, che la storia del territorio mette a disposizione. È un territorio vivace, lei avrà avuto modo di verificarlo insomma in prima persona. Bellissime realtà, imprese agricole che nel tempo, nei secoli, si sono valorizzate, che esportano ormai prodotti e immagine del territorio. E questo credo che anche, bisogna dire, grazie a un istituto come un credito cooperativo, quindi BCC di Roma in particolare, che sa offrire servizi e presenza e anche attenzione ai bisogni delle famiglie e delle imprese. I comitati locali, per esempio, da noi svolgono un ruolo fondamentale. Dal territorio ci sono iniziative che lei ha avuto modo probabilmente di apprezzare, di carattere culturale, che chiaramente sono sempre un volano anche di sviluppo per il territorio e anche un risvolto poi economico, in quanto possono attrarre visitatori, turisti, perché probabilmente questo potrebbe essere un percorso effettivamente del futuro da utilizzare al meglio per il territorio. E poi c'è il rapporto con la persona proprio. E poi no? Da noi chiaramente, come è normale, c'è una banca nella banca, ogni filiale è una banca veramente del paese, quindi un rapporto viscerale che in qualche modo di conoscenza diretta del territorio e delle persone, con le loro storie, che in qualche modo forse oggi è ancora più importante nei momenti di difficoltà. La banca è sempre stata presente perché ha un dovere, che è quello effettivamente di svolgere un servizio, ma nello stesso tempo anche gestire con una relazione diretta
e ascoltare il territorio cosa effettivamente ha da dire. Quindi la banca non potrebbe non avere quindi questo rapporto con i soci, con i collaboratori sostanzialmente che nella filiale sono delle sentinelle, no? Oltre che chiaramente la direzione generale che ovviamente ha una visione più di largo respiro dell'istituto. Ed ecco perché siamo contenti di essere qui, perché oltre ai monumenti, oltre alle chiese, le tradizioni, però nei piccoli borghi spesso si parla di spopolamento, però sono importanti anche i servizi, quindi avere una banca è un servizio importante. Ma che cos'è Cori per lei? Guardi, io sono venuto qui, diciamo, nel periodo in cui c'era ancora il Covid, no? Conoscevo il territorio anche se in maniera distante e lo amavo già come turista, pensi un po'. Però non avevo lavorato ovviamente mai su questa piazza. L'apprezzavo per quelle che sono le ricchezze a livello ambientale, storico, culturale, le tradizioni, quindi in qualche modo le cose belle che il nostro paese sa offrire. E poi ho trovato però sostanzialmente un territorio molto vivace, quindi anche a livello professionale non c'è nulla di scontato. Anzi, il percorso che quindi con la banca insomma si può fare è un percorso ancora di sviluppo, di crescita per le persone che vi vivono, che hanno la possibilità magari di valorizzare al meglio anche tutte quelle potenzialità produttive, no, che il territorio sa offrire. Sperando che quindi questi ragazzi, che soprattutto sono ormai di terza, quarta generazione rispetto a coloro che hanno costituito all'inizio la banca stessa, trovino, come credo abbiano già individuato, qui il loro futuro. E quindi anche la banca ha avuto la possibilità e anche un riscontro concreto sui giovani soci, per esempio, che hanno da subito insomma, apprezzato la possibilità di diventare clienti già annoverati come soci della banca rispetto magari ai nonni e bisnonni che magari l'hanno costituita. Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con il sindaco, chiudiamo con lei, quindi adesso un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Cori. Ma l'invito è semplicemente venite a farvi una passeggiata. La città, il paese parlerà da sola con la storia, la cultura e anche l'ospitalità che le persone del posto sapranno, diciamo, offrire. In questo senso mi auguro soltanto che sempre di più Cori sia conosciuto e anche attraverso, diciamo, queste iniziative che la nostra banca, insomma, grazie anche a voi, porta avanti con una soddisfazione per tutti, sia sul territorio che per coloro che faranno una visita in zona. Grazie al direttore Anastasio Mattoccia e quindi Cori vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Cori in provincia di Latina. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Vi aspettiamo a Cori.